Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, l'errore di Fairplay Fox, si avvantaggia così col numero 9 FBI B. Numero 4, partito davvero Fairplay molto Fox, sollecito. squalificato. La squalifica invece per Fairplay Fox, intanto FBI FI ha preso la testa. Futurama dovrebbe essere in seconda posizione, andiamo a vedere all'esterno, dovrebbe essere Folgore FI che si proietta su, anzi va in scia direttamente FBI, e quindi 9-10 davanti a tutti. In terza posizione c'è Futurama, poi vediamo ancora il numero 5 Freccia Nera, R davanti a Family di Casei. Il ritmo è abbastanza sostenuto, se ne vanno i primi 600 metri di gara in 47,6, è stato anche un rallentamento ora, mentre si fanno formare intanto varie pariglie esterne e dopo 800 metri cerca di risalire Fashion Star Love, ma in terza ruota c'è la progressione che però sfocia in errore di Foira Mail, la riprende al volo Filippo Gallo, rimane in terza ruota, però all'esterno c'è anche Fiammetta Ferm. Intanto Foira Mail prova nuovamente a venire via. Quando siamo al secondo passaggio c'è anche il tentativo di Fedra Pax in terza ruota, che segue direttamente le mosse di Foira Mail, che ha un compito durissimo ora, sempre in terza ruota, ma anche dopo il breve errore. Intanto Fashion Star Love sta attaccando FBI FI quando siamo a 600 scarsi dalla conclusione. Alla corda è sempre Folgore FI. Ora c'è tentativo addirittura in quarta ruota da parte di Forever Jal. Intanto ha spostato anche ancora Foira Mail, che cerca di tornare sotto sui primi due. Numero 1, a contatto Francisco rimane lungo la corda Benal, Folgore FI, retta d'arrivo. Folgore FI che può sprintare all'interno, Foira Mail che ci riprova a centropista, ma è ancora il numero 8 di Fashion Star Love che riesce a salvarsi fin sul palo da tutti i tentativi di Foira Mail, mentre al terzo dovrebbe essere il numero 9 di FBI FI che si salva. Poi da rivedere per il quarto e il quinto posto. La vittoria però meritatissima per Fashion Star Love, presentato al top da Francesco Facci per conto di Felice Facci e della scuderia Elisir. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Vedete il numero 8 di Fashion Star Love che riesce a tenere a bada tutti i tentativi del numero 16, al terzo posto il numero 9, al quarto il numero 13 di Freedom by Font. Andiamo a rivedere ancora una volta l'arrivo, vedete, e al quinto posto dovrebbe essere il numero 12 di Fiammetta Ferm che piega Folgore FI, che lungo la corda non è riuscita a scattare e quindi deve accontentarsi del sesto posto, quindi primi 5 posti che dicono 8, 16, 9, al quarto il numero 13 di Freedom by Tony, al quinto il numero 12 di Fiammetta Ferm. Naturalmente tutto ancora da ufficializzare, quindi teniamo comunque a mente questo ordine d'arrivo. 8, 16, 9, 13, 12 dovrebbe essere questo l'arrivo della Tris Quarté Quinté dall'ippodromo Arcoveggio. È tutto per questa serata di corsa. Prossimo appuntamento è fissato per domenica.